Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Eccomi al numero 81. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. Nel mio Signore ho sperato e su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, m'ha liberato dalla morte. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace, l'amore del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. 1° ottobre celebriamo la memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino, Vergine e Dottore della Chiesa. Una grande santa che ha lasciato il segno nella storia della Chiesa, con la sua vita semplice, piccola, la sua via per amare il Signore. Lei l'aveva chiamata la via della piccolezza, amare il Signore nelle piccole cose, con quel piccolo che siamo, ecco, donare al Signore tutto quello che facciamo, che pensiamo, un rapporto di amore fortissimo. Noi celebriamo questa santa che non è mai uscita dal monastero, morta giovanissima, ed è stata proclamata dalla Chiesa patrona delle missioni. Desiderava diventare missionaria, convertire, portare gente al Signore Gesù, ed è morta in un monastero a poco più 20 anni di TBC, e il suo desiderio era di far conoscere il Signore, uno spirito missionario. È stata proclamata, pensate, patrona delle missioni. Ha convertito più lei che tutti i missionari del mondo, con la sua umiltà, piccolezza, santità, amore dentro nel suo cuore per il Signore, per la Chiesa, per il Vangelo. Allora iniziamo questa Eucaristia sotto lo sguardo di questa grande santa, riconoscendo tutte le nostre infedeltà e i nostri peccati. Perdona, Signore, la nostra poca fede. Signore, pietà. Perdona, Signore, il nostro poco amore. Cristo, pietà. Perdona, Signore, la nostra debole testimonianza. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che apri le porte del tuo regno agli umili, ai piccoli, fa che seguiamo con fiducia la via tracciata da Santa Teresa di Gesù Bambino, perché per sua intercessione ci sia rivelata la tua gloria eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Neemia. Nel mese di Nisan dell'anno 20 del re Artaserse, appena il vino fu pronto davanti al re, io presi il vino e glielo diedi. Non ero mai stato triste davanti a lui. Ma il re mi disse: perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato. Non può essere altro che un'afflizione del cuore. Allora io ebbi grande timore e dissi al re: viva il re per sempre. Come potrebbe il mio aspetto non essere triste quando la città dove sono i sepolcri dei miei padri è in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco? Il re mi disse: che cosa domandi? Allora io pregai il Dio del cielo e poi risposi al re: se piace al re e se il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi, mandami in Giudea, nella città dove sono i sepolcri dei miei padri, perché io possa ricostruirla. Il re, che aveva la regina seduta al suo fianco, mi disse: quanto durerà il tuo viaggio? Quando ritornerai? Dunque la cosa non spiaceva al re, che mi lasciava andare, e io gli indicai la data. Poi dissi al re: se piace al re, mi si diano le lettere per i governatori dell'oltrefiume, perché mi lascino passare fino ad arrivare in Giudea. E una lettera per Asaf, guardiano del parco del re, perché mi dia il legname per munire di travi le porte della cittadella del Tempio, per le mura della città e la casa dove andrò ad abitare. Il re mi diede le lettere perché la mano benefica del mio Dio era su di me. Parola di Dio. Gerusalemme, città della mia gioia. Lungo i fiumi di Babilonia là sedevano e piangevano, ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni, i nostri oppressori. Cantateci canti di Sion. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tutto ho lasciato perdere e considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre camminavano per la strada, un tale disse a Gesù: ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli rispose: le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi,
ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse: ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: nessuno che metta mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Parola del Signore. Ecco, celebriamo allora questa memoria di una grande santa, Santa Teresa del Bambino Gesù. Per me questa santa è una santa che mi è dentro nel cuore, se si può dire è la mia preferita. Perché anni fa io sono diventato sacerdote proprio nel giorno in cui si celebra la memoria di questa santa, il 1° ottobre. Il 1° ottobre del 77 ho scelto questa data per divenire sacerdote proprio sotto lo sguardo di questa santa che ho scelto come mia santa particolare, per la sua piccolezza, per la sua umiltà, perché non ha fatto niente di grande questa santa, sapete, non ha avuto visioni particolari, non ha avuto miracoli come, non so, strepitosi, non è stata così famosa al suo tempo, era una piccola, insignificante suora in un monastero lì di Lisieux che tutti conoscevano come una ragazza fantastica, ma aveva il cuore pieno di Dio, bruciava di amore per il Signore. Sapete com'è morta questa santa? Lo sapete com'è morta? Mi piacerebbe tanto morire così. Mio Dio, io ti amo. Queste sono state le ultime parole di questa santa prima di spiccare il volo. Mon Dieu, je t'aime, ti amo Signore. E lei ha trasformato tutta la sua vita in un inno di amore, ha voluto essere l'amore all'interno della Chiesa, perché è con l'amore che si costruisce qualcosa di grande e di bello. E questa santa ci insegna ad amare nella quotidianità, nella ferialità. La santità non consiste nel fare chissà grandi imprese, la santità è permettere al Signore di prendersi tutto nella nostra vita, di lasciare che il Signore si prenda tutto, fidarsi del Signore fino in fondo, credere nella ferialità anche senza visioni, anche nella sofferenza, anche nei momenti di tristezza, di sconforto, dire: Signore, io so che tu ci sei. E questa santa ci dice che dobbiamo sempre fidarci di questo Dio che è con noi, che è Padre e che ci ama. Lei diceva il suo pensiero: io non voglio diventare grande, io voglio farmi piccola, perché i piccoli sono quelli che si portano in braccio e io voglio farmi portare in braccio da Dio. Se io sono grande, se io divento grande, Dio non mi può portare in braccio. E quindi la mia santità, il mio cammino di santità consiste non nel diventare grande, autosufficiente, brava, ma consiste nel farmi debole, fragile, piccola, perché così il Signore si chinerà su di me e mi prende tra le sue braccia.
E pensate che a quel tempo c'era una scoperta sensazionale al tempo di questa santa. C'erano i primi ascensori, e lei nel monastero aveva sentito di questa invenzione dell'ascensore che ti portava su nei piani superiori. E tutte le suore commentavano questa scoperta dicendo: ma che bello l'ascensore che ti porta su, eccetera. E lei ci ha giocato su questa scoperta e ha detto: ecco, anch'io cerco un ascensore nella mia vita, e sono le braccia di Gesù. Le braccia di Gesù sono il mio ascensore che mi tira su, che mi fa stare nella sicurezza, nella pace, nell'amore. Ecco, questa santa ha fatto consistere tutto il suo cammino di santità nell'amore, nell'amare, ed è l'amore che ci rende grandi agli occhi del Signore, ed è diventata una delle più grandi sante che la Chiesa mai ha avuto, proprio nel nostro secolo, perché è morta nel 1897, quindi all'inizio del 1900, pensate. Quando qui San Leopoldo operava, agiva, era diventato sacerdote e muoveva i suoi primi passi, Santa Teresina del Bambino Gesù era là che donava la sua vita per i missionari, e tutta la sua vita era diventata un dono. E sapeva dire sempre, in ogni momento della sua vita, sapete, una parola, sapete cosa diceva? Eccomi, Signore. Se noi sapessimo dire eccomi, è una parola che piace tantissimo a Dio. È la parola che tocca il cuore di Dio. Dio si commuove quando noi diciamo eccomi, in tutti i momenti della nostra vita. Eccomi, Signore, so che tu ci sei, so che tu mi ami, so che tu sei fedele, mi abbandono a te, credo in te, ti metto al centro della mia vita, ti amo, Signore, e ti voglio servire nei miei fratelli. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e della sua santa Chiesa. O Dio mirabile nei tuoi santi, che hai gradito l'umile offerta di Santa Teresa di Gesù Bambino, al tuo amore misericordioso, accetta il sacrificio che ti offriamo e consacraci sempre al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo. Noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fai pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nella Chiesa. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Giuseppe e nella tua misericordia. Ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, la nostra santa Teresa del Bambino Gesù, San Leopoldo e tutti i santi, San Francesco, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio,
canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Questa santa è diventata grande perché la sua vita era abitata. Nella sua vita era presente sempre Gesù, di cui era innamorata. E tutto quello che faceva era per Lui, lo faceva con Lui, lo faceva in Lui. E allora tutto veniva trasformato in dono, diventava tutto grazia. E la sua preghiera, quello che faceva, toccava il cuore del Padre, perché c'era Gesù nel suo cuore. Non faceva sconti, era piena di Dio, piena, innamorata. E allora chiediamo questo dono dell'amore verso il Signore e verso i fratelli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e sarò salvato. Il corpo di Cristo custodisca per la vita eterna. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione. Vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Un comandamento nuovo do a voi, che vi amiate l'un l'altro come io ho amato voi. Un comandamento nuovo do a voi, che vi amiate l'un l'altro come io ho amato
è preziosa la tua grazia, oh Dio, all'ombra delle tue ali gli uomini riparano. Un comandamento nuovo do a voi, che vi amiate l'un l'altro, come io ho amato voi, dice il Signore. Tu li disseti un torrente di gioia, perché presso di te la sorgente di vita. Un comandamento nuovo do a voi, che vi amiate l'un l'altro, come io ho amato voi, dice il Signore. Com'è bello che i fratelli stiano insieme, come rugiada sui monti è la benedizione del Signore. Un comandamento nuovo do a voi, che vi amiate l'un l'altro, come io ho amato voi, dice il Signore. Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, o Signore, accenda in noi la forza di quell'amore che spinse Santa Teresa di Gesù Bambino ad affidarsi interamente a te e a invocare per tutti la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E Santa Teresa del Bambino Gesù, che diceva: io voglio essere l'amore nella Chiesa, io non voglio fare niente di grande, di straordinario, ma voglio essere l'amore, voglio amare. È diventata santa perché ha saputo amare il Signore e i fratelli. Scenda la benedizione del Signore su tutti voi attraverso l'intercessione di questa santa, del nostro santo Leopoldo, che sempre abbia da proteggerci e da sostenere e consolare gli ammalati. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con l'amore, andate in pace. A te, o Francesco, 189. A te, o Francesco, figli devoti, sciogliam fidenti, cantici e voti del nostro cuore, nel nostro cuore, le piaghe imprimi del Salvatore, fido seguace del Nazareno,
produciamo da sempre i migliori articoli per i tuoi sogni. Il tupper è parte integrante del nostro letto. Ampia gamma confezionata con materiali di ogni caratteristica. Da Fedars col calore, il tessuto cambia colore. Materassi a molle o schiumati per uso privato, turistico o assistenziale, nelle versioni anallergiche, espoderabili, lavabili, anche su misura. Guanciali e biancheria, prodotta soprattutto con materiali senza impatto ambientale. Reti ortopediche e motorizzate, ampia scelta di poltrone relax, motorizzate, massaggianti, per la mobilità ed il comfort delle persone anziane. Produzioni per roulotte e camper. Possibilità di richiedere il sopralluogo di un nostro tecnico per consulenza e misure. Pagamenti rateali senza interessi, anche per persone anziane. Produzione e vendita diretta al pubblico a Legnaro. Cari telespettatori, con Filippo Agostini, amministratore delegato di Antenor Energia, parliamo di energie alternative, quelle che fanno risparmiare, vero? Ben arrivato Filippo Agostini. Ben ritrovata Elena, certo, parliamo banalmente del fotovoltaico.